un'assurda malattia che mi incatena a te, non ha fonte, non arriva, si prende tutto in me. Mi stringo al tuo portone, dentro sere che non sai, con il cuore sulle scale, implorando i passi tuoi. Perché a casa, te lo giuro, non vorrei tornarci mai, con la testa contro il muro, nessun uomo è nuovo. Quinta crociera, ancora il mare, il vero protagonista, l'elemento che ci porterà, diciamo, lontano dalle nostre terre per ritornare alle nostre terre e quindi per creare un rapporto sempre più forte fra la parte originaria e il futuro. Ma tu sei come il mare, non ti puoi fermare, come il mare non hai pace. Quest'anno rispetto alla precedente edizione c'è una grande novità. La novità è che il gruppo è molto coeso, quindi c'è un gruppo di artisti che interagisce, vedremo alcuni che accompagneranno non solo naturalmente la propria band ma anche altri solisti e che interagiranno, quindi mi pare che sempre di più viene messo in evidenza questa idea del progetto della crociera e anche, diciamo, del gruppo di lavoro. Questo a me sembra una cosa molto importante perché di conferenze, di concerti anche molto belli, di grande prestigio, se ne fanno molti in giro e vanno anche, ci auguriamo che se ne facciano gli altri, però credo che questo tipo di assetto proprio di programmazione sia abbastanza unica. E oggi siamo incontrati quindi per stabilire i brani di quest'anno e posso anticiparvi i temi delle conversazioni quindi di quest'anno. Un primo tema appunto che sta sulla canzone comica, che si chiami Allora guarda stupisci, dove verrà fuori un po' questo aspetto del, diciamo, del comico nel canto napoletano, dalle origini, quindi dalle macchiette ottocentesche, Maldacea, ma anche con delle scoperte un po' particolari, no? Quindi sarà anche un omaggio a questi grandi, diciamo, macchiettisti che alternavano canto a recitazione, fino ad arrivare alla macchietta degli anni 30, Pisano Cioffi, quindi come dire anche alla canzonetta comico più che macchietta. Questi fianchi, queste spalle, questo, quello, questo sì. Anna Filomè, fatemi contenta a me, fatemi guardare, fatemi ammirare, fatemi contenta a me. Sono stato convocato per far ridere, diciamo. Sono un professore di filosofia, mi hanno detto no, ma evidentemente ci provo a fare il filosofo e l'intellettuale, ma mi riesce di far ridere. Questo repertorio qui della macchietta napoletana, e quindi tratteremo dalle origini fino a Toni Tammaro, è un filone che pochi ancora eseguono. Abbiamo fior di musicisti e autori che hanno fatto le macchiette, evidentemente se hanno fatto grandi canzoni classiche, appassionate, avranno saputo pure scrivere quelle spassionate. Che bella mogliettina si è trovato, con i suoi 70 anni o forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio e supportà, no marite che l'età. Certo la vita è dura in ogni cuore, ci sono dei momenti di dolore, e tutte i giorni per vi sollevare arrivo professore e ve lo dà, e ve lo dà, e ve lo dà. O coraggio e supportà, no marite e che l'età. L'altro tema che tratteremo quest'anno è quello dedicato a Raffaele Viviani. Voi sapete che ho curato per anni l'edizione integrale di questo autore dal punto di vista musicale, quindi ho un grande amore e anche una grande voglia sempre di diffondere questo autore, e si chiama L'altra canzone, quindi il canto scenico, quindi capire come un altro volto della canzone è quello che viene dal teatro, cioè uomini di teatro che scrivono, che ragionano, che elaborano scenicamente questa grande tradizione del canto napoletano, ma anche nel caso di Viviani con grande causticità, anche con grande, diciamo, alternatività rispetto a quelli che erano i temi consueti della canzone, quindi un'emigrazione vista non soltanto sul patetismo ma anche sulla critica, una prostituzione non vista soltanto sul piano della partecipazione, diciamo, a questo mondo così di precariato, ma anche una critica a questo mondo. Insomma, credo che sia anche un modo di far conoscere altri repertori. Si sta prima amore e o prima è l'urda ma sarà. La crociera della musica napoletana è un'idea di Francesco Spinosa e ricordati, la puoi prenotare esclusivamente alla Scoop Travel. Tutto il resto è un'illusione. Il terzo tema che noi quest'anno affrontiamo
e invece un tema legato alla musica napoletana, diciamo popolare, perché non perché sia musica nata effettivamente dal basso. Gran parte della canzone napoletana dell'Ottocento è frutto invece del lavoro di professionisti, di Giacomo, di Costa, cioè di intellettuali o di compositori, ma tutti attingevano dal basso, tutti ascoltavano quello che avveniva. Quando spinge la mano per me, quando spinge la mano dai vano L'Ensemble Napolantica ha un piacere enorme quest'anno di poter partecipare a questa bella manifestazione della Crociera della musica napoletana. Noi, come lo dice proprio il nome del nostro gruppo, da 10 anni a questa parte manteniamo alta l'attenzione rispetto al fenomeno culturale della canzone classica napoletana. Il nostro repertorio spazia dalle aree del Seicento fino ai grandi successi della prima decade del Novecento. Noi desideriamo soprattutto coinvolgere il pubblico, questo è il nostro obiettivo, vogliamo nei nostri concerti che alla fine il pubblico canti con noi, ecco perché abbiamo scelto e scegliamo sempre delle canzoni molto conosciute, si va dalle classiche, da Fenesta Vascia fino a Voce Notte, la stessa Bambanella di Viviani, insomma spaziamo veramente nell'ambito dei grandi autori della musica napoletana. Voglio cantare una canzoncella roce roce che parte da Napoli e lontano può arrivare, una canzoncella che facesse trovare pace a tutta gente che in da pace non ci sta, una canzoncella che trasesse l'intorno potesse fare rumore